Nello scenario di importante cambiamento ed evoluzione del settore, particolare ruolo risveste il settore privato, utile al fine di favorire sinergie con il pubblico. Nella nostra regione la competizione pubblico-privato non è particolarmente sentita se non in alcuni ambiti territoriali. Esiste invece una certa complementarietà utile a integrare con servizi anche specialistici quelli che il pubblico non riesce ad erogare per coprire le esigenze del territorio. Contemporaneamente dovremo intensificare la nostra azione di confronto con le aziende per valorizzare il contratto collettivo nazionale del 2020, vertenza durata oltre 3 anni e 14 anni di attesa per la sottoscrizione, attraverso il quale abbiamo dato l'avvio ad importante percorso di convergenza pubblico-privato. Infatti il nostro contratto è stato rinnovato con l'obiettivo all'insegna di stesso lavoro, stessi diritti, stesso salario. Un percorso che dovremo continuare nella prossima azione contrattuale sia a livello nazionale che decentrato, al fine di superare completamente le differenze ancora esistenti a livello retributivo, di sviluppo di carriera e di diritti presenti fra i diversi settori. Altrettanto importante sarà l'azione che si dovrà mettere in campo per evitare l'applicazione di contratti non firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e procedere con la definizione del contratto di centri di riabilitazione per scongiurare un ulteriore peggioramento di trattamento delle condizioni in essere dei lavoratori. A maggior ragione dobbiamo perseguire con determinazione il percorso intrapreso con l'avvertenza giudiziale contro la direzione della nostra famiglia, che grazie al prezioso supporto nazionale e con il fondamentale contributo dei delegati aziendali abbiamo ottenuto una importante adesione dei nostri associati in tutto il Veneto, nello specifico presso i tribunali di Padova, Vicenza e Treviso. È necessario orientare la nostra azione sindacale investendo con ancora più determinazione in questo settore. Dobbiamo puntare sempre più a un'azione complessiva a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che spesso vivono in condizioni di non rispetto delle norme contrattuali e mancata valorizzazione della loro professionalità. Ecco perché dovremo attrezzarci al meglio anche attraverso una formazione mirata in termini di analisi sui piani strategici aziendali e verifica sui bilanci, con particolare attenzione alla determinazione sugli accreditamenti, gli standard del personale, le tariffe e la qualità, con l'obiettivo di attivare confronti sempre più significativi che consentano, da un lato, il miglioramento dei servizi sociosanitari e dall'altro una verifica sull'utilizzo delle risorse.